Martedì 24 giugno, questo lo sapevate già, però io ve lo ricordo. Buona giornata, buongiorno a tutti da Focus TG. Staremo insieme fino alle 13:30 con tutte le nostre informazioni legate al nord-est, naturalmente. Usciremo tra pochi istanti dallo studio per andare già a sentire chi è collegato con noi. Tante informazioni, tante notizie, sia per quanto riguarda quello che verrà, ma anche insomma, per fare un po' il riassunto delle vicende delle ultime ore appunto nel nostro nord-est. Allora, di certo c'è una notizia mondiale che è quella della guerra Iran-Israele, che ha, come è inevitabile, ripercussioni anche a nord-est, e la prima cosa che viene in mente, che ci è venuta in mente e che quindi vi sottoponiamo, è che è aumentato ovviamente il livello di attenzione per le basi americane che sono presenti in Italia, in particolare a Vicenza, le basi americane, le basi della NATO che ospitano militari e armamenti americani. Allora, ecco perché andiamo a Vicenza, ecco perché andiamo un po' a monitorare la situazione appunto vicino alle basi che ci sono nel capoluogo bellico, e lo facciamo con Daniele Garbin e con Simone Squarcina, che sono per noi dove? Immagino nella zona della caserma Ederle. A te, Daniele. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo al lungo Viale della Pace, questo è l'esterno della caserma Ederle, diciamo la caserma storica. Ricordiamo dal 1955 ospitò i primi militari americani qui in Italia. Come dicevi, giustamente ricordavi la presenza di 3 basi che poi si è espansa con quella d'Aldin, l'ultima arrivata, e quella Mi-8 invece a Longare. Sono 3 importanti presenze che hanno portato, sono significative per Vicenza. Ricordiamo circa 12.000 gli americani statunitensi presenti a Vicenza, circa 5.000 i soldati, 1 migliaio le famiglie e il villaggio anche americano qui intorno. La situazione, come avevi anticipato, è di allarme, non è confermato ovviamente dall'autorità, per cui il riservo è totale, che comunque l'allerta da Bravo a Charlie è un innalzamento significativo, anche se non confermato dalle autorità. Resta il fatto che c'è un sistema di proiezione all'esterno della sorveglianza di polizia e carabinieri che è stato intensificato proprio dopo quanto è successo. Sono segnali esterni, ecco, che anche i cittadini insomma si chiedono. Hanno visto solo la settimana scorsa passare dei camion militari che trasportano esplosivi. Anche i cittadini italiani chiedono così spiegazioni e ulteriori rassicurazioni su quello che potrebbe succedere. Al momento ufficialmente non è cambiato nulla. Ci sarà un tavolo poi del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico, eventualmente non è escluso che vengano anche chiesti militari in più proprio in base a come si evolverà il conflitto. Noi abbiamo sentito i vicentini intanto e abbiamo capito insomma che la preoccupazione è alta, e non solo per quanto riguarda la possibilità di attentati. Ecco, sentite, e con questo restituisco la linea. Avendo la base qua, uno ha sempre paura che possano esserci delle ripercussioni. Se uno vuole, siamo fragili insomma in questo momento. È proprio un disastro, potremmo vivere tranquillamente, invece c'è questa minaccia. Che io ho anche 2 figlie adolescenti, ieri hanno detto abbiamo un bunker, mamma no, ho detto non abbiamo un bunker, però c'è questa preoccupazione, questa sensazione proprio di insicurezza, di tristezza, di ansia. Vedo che hanno aumentato le forze dell'ordine, stamattina ho visto che giravano di più, per cui non posso che augurarmi che le cose finiscano in fretta col buon senso di tutti quelli che dirigono le operazioni militari. A parte poi il bello scenario internazionale, anche più che altro i riscontri negativi anche dal punto di vista economico che arriveranno a colpirci senza ombra di dubbio, insomma, che anche col blocco del canale che hanno appena annunciato il petrolio andrà alle stelle, quindi sarà interessante. Beh, a parte il lato economico sarà una deformazione professionale, ma credo anche il fatto che sia una guerra che sta oscurando comunque tante altre. E non si lascia, sembra tutto focalizzato su quello che è corretto, però non dobbiamo dimenticarci di tutto il resto.
Beh, ho visto un articolo stamattina sul giornale dove il gestore di un negozio è costretto a chiudere perché è vittima di minacce. È una signora. Vorrei dire che io sono più preoccupato per la piccola realtà. Le grandi realtà sono fuori dalla mia portata, mi dispiace. Per Vicenza no, sono preoccupata per il resto. Per il mondo assolutamente, per i ragazzi, per tutti, per i nostri figli che lavorano all'estero. Sono arrabbiata perché intanto Trump ha fatto una scelta che è antidemocratica, non ha aspettato l'approvazione del Congresso e quindi qua siamo in balia di una persona e ormai in tutte le potenze è così e quindi ci si sente nel caos. Ci vuole maggiore sorveglianza per evitare che ci siano delle ritorsioni e dopo il punto più importante che la diplomazia possa far finire questo principio di guerra. No, sono preoccupato soprattutto per il fatto che siamo arrivati ai capricci singoli. Non c'è più una squadra dietro un grande personaggio che dà equilibrio, che cerca di prospettare un futuro da un'azione. Questo è ciò che ci dicono i vicentini, ciò che pensano riguardo alla situazione internazionale. 12:06. Abbiamo sentito da Daniele Garbin la situazione a Vicenza, quindi collegata ovviamente alla presenza delle basi americane, ma l'allerta sale un po' in tutto il Veneto, legata ad esempio agli obiettivi sensibili e quindi al fenomeno terrorismo. In tutte le città ci sono obiettivi ben chiari alle forze dell'ordine, a Padova in particolare. E proprio per questo ci colleghiamo con Chiara Gaiani e con Federico Cibotto, che sono in città e che ci raccontano che aria si respira. A te, Chiara? Caldo di sicuro questo intanto. Beh, allora, caldo te lo posso assicurare, tanto insomma che anche i turisti che di solito affollano il sagrato della Basilica del Santo stanno cercando ovviamente riparo e i pochi angoli di ombra che ci sono qui in questo momento. E perché ci troviamo qui con Federico Cibotto? Perché siamo proprio in uno dei luoghi sensibili della città di Padova. La prefettura ne ha identificati 56 sparsi tra la città di Padova e la provincia. Si sono intensificati ovviamente negli ultimi giorni i controlli da parte delle forze dell'ordine, controlli, un piano ormai ben oliato, ben assodato, messo a punto dopo che nel 2016 c'era stata la strategia di Nizza e poi gli attentati a Bruxelles. È un piano che ha ben chiari quali possono essere gli obiettivi eventualmente insomma raggiungibili da parte del terrorismo, dopo che purtroppo in noi è risalita la tensione in Medio Oriente, in particolare dopo gli attacchi americani all'Iran. Ci troviamo nella Basilica del Santo perché la Basilica è uno di questi obiettivi, ma è attivo un presidio 24 ore su 24 alla sinagoga della città che si trova in ghetto in via San Martino e Solferino e anche al museo della Padova ebraica. Non solo luoghi di culto, non solo appunto la sinagoga, il museo della Padova ebraica, anche il comando logistico nord dell'esercito che si trova veramente a pochi centinaia di metri da qui in Prato della Valle, poi il comando Legione e Veneto interregionale dei carabinieri. Ci sono alcuni consolati in città e poi i luoghi di aggregazione dai cinema ovviamente agli ipermercati. Noi continueremo ovviamente a seguire questa vicenda. Direi che per ora da Padova è tutto. Ringrazio per la collaborazione Federico Cibotto e ti restituisco la linea. Grazie Chiara, grazie a Federico Cibotto. E quindi questa è la situazione nella città del Santo, poi ovviamente aggiornamenti nel corso dei telegiornali questa sera che arriveranno proprio dai nostri colleghi che raccoglieranno informazioni, voci e insomma tutto quello che può servire a capire la situazione come sta evolvendo, come si sta evolvendo. Adesso andiamo a Venezia perché a Palazzo Valbi, che è la sede della Giunta regionale del Veneto, quindi del Presidente e della Giunta degli assessori, è in corso un incontro con la stampa da parte del Presidente Luca Zaia. Per noi ci sono Filippo Fois e Sandro Ponchio e andiamo un attimo a fare il punto della situazione e sentire soprattutto di cosa sta parlando Zaia, qual è l'argomento. 24.
E pensate che dal gennaio 2024 al 4 maggio 2024 l'incremento di traffico che c'è stato è del 141%. È dal gennaio 2023. Sì. Scusate, gennaio 2023 ad oggi, no, non ad oggi. E invece l'incremento da maggio 2024 a maggio 2025, che l'ultimo anno, è del 18%. L'ultimo anno, maggio su maggio, maggio 2024, maggio 2025, 18%. Se valutiamo invece l'incremento dal gennaio, insomma dalla prima apertura a maggio 2024, che è il giorno nel quale si è connessa, è 141%. Cioè, che è una roba logica, cioè completi l'infrastruttura, l'infrastruttura uno si chiede serve o non serve? 141% in più di traffico. Siamo passati comunque poi Elisa De Berti ve lo dirà, da poco più di 8.000 veicoli a 21.000 veicoli equivalenti, se non ricordo male il dato, no, 18.000 veicoli equivalenti. Qua faccio confusione io, scusatemi. Siamo passati, ho 3.000 dati in testa, avevo detto giusto, da 8.944 veicoli TGM, che sono i veicoli equivalenti, chilometri, percorsi, c'è tutto un calcolo da fare, ma il dato che si utilizza per valutare le infrastrutture a 21.603. Considerate che, tanto per darvi una dimensione, la Valdastico è a 17.000, ma la Valdastico non è dall'altro ieri. Valdastico ha un sacco di anni rispetto a questa, piuttosto che se andate a prendere la 28 del 2010 siamo quasi alla pari con la 28, ma se prendete la Udine Tarvisio, che è dell'82, mi sembra, 88, non ricordo più, sono una quarantina d'anni, è sotto la Pedemontana. Quindi la Pedemontana, che ha solo un anno di vita, perché vi ricordo maggio 2024, maggio 2025 è un anno e 2 mesi, è già sopra target rispetto a molte altre infrastrutture presenti nel nord-est. Allora, quali sono le considerazioni da fare? Le considerazioni sono che abbiamo avuto una giornata di punta che è stata venerdì scorso, il 20 del 6, che abbiamo fatto, pensate, quasi 85.000 veicoli al giorno. Mediamente ne facciamo 83.000, sto parlando di giorni feriali, e mediamente incassiamo 520.000 euro al giorno. A me interessa dirvi che la storia della scontistica è una storia che ci ha pagato, perché abbiamo avuto un incremento del 35% del traffico con la scontistica del 60% infrasettimanale dei 25 km, ponendo questa infrastruttura come l'infrastruttura col pedaggio più basso sui 25 km. Ecco, noi abbiamo avuto un incremento del 35% di transiti. Vi ricordo che i 25 km vengono sostanzialmente calcolati come 1,60 euro di compenso. Perché vi ho detto tutte queste robe? Perché il senso della conferenza stampa di oggi, poi vi daremo una brochure, è quello di dire che l'infrastruttura sta funzionando bene, che l'incremento partiti da zero oggi cuba circa 83.000 veicoli al giorno, un TGM di 21.000 come vi ho detto prima rotti, è un'infrastruttura che cresce gradualmente, è cresciuta del 18% quest'anno, da maggio a maggio, ed è un'infrastruttura che sarà sempre più performante. Ovvio è che c'è un valore che è stato calcolato da tutti coloro che ci hanno fatto gli studi di traffico, c'è un valore di conoscenza che è fondamentale, più la si conosce più la si utilizza. E cioè la Pedemontana, questa sconosciuta, dopo un anno possiamo dire che non è così. Considerate che mediamente si calcola che il risparmio a parità di tratta su strada normale è del metà tempo, quindi si inquina di meno, il costo, diciamo, dei lavoratori, pensate al traffico pesante che sta crescendo in proporzione di più rispetto. Eccoci tornati in studio. Allora abbiamo capito che l'argomento di oggi, di questo incontro tra Zai e la stampa, almeno l'argomento di partenza, è la Pedemontana. Zai ha dato delle cifre per far capire che è una struttura
anzi un'infrastruttura che sta crescendo, che sta aumentando i suoi dati, e quindi ha snocciolato un po' di cifre che aiutano a inquadrare meglio lo sviluppo di questa strada. Poi probabilmente si cambierà anche argomento, si parlerà di attualità, di altro, di politica immagino, e quindi siamo pronti a ricollegarci, a tornare da Filippo Fois e Sandro Ponchio fra qualche minuto. Prima però usciamo subito nuovamente dallo studio quando è 12:15 preciso, per andare a Bibione, perché c'è una storia possiamo dire di disabilità, ma anche una storia legata proprio a quello che è accaduto, ecco, a una signora, ed è per questo che Federico De Ros ha raccolto questa storia e mi collego con lui per farci raccontare di cosa stiamo parlando. Sì, buongiorno e ben ritrovati da Bibione. Questa mattina ci troviamo al Lido del Sole, più precisamente all'altezza dell'ufficio 10, e siamo in compagnia del signor Carlo, che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito e soprattutto per la segnalazione. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo ci ha segnalato, signor Carlo, una situazione veramente molto spiacevole che dura da più di un anno. Era stato risolto parzialmente. Adesso è risolto parzialmente, perché dall'anno scorso non hanno fatto niente, che aveva ceduto 10 centimetri dal cemento. Sì, stiamo parlando di questa pedana che si trova alle nostre spalle. Purtroppo sua moglie non poteva venire in spiaggia a causa... Perché è disabile, è in carrozzina, siccome ha la sclerosi multiple, però ieri per passare ho dovuto insistere per venire giù perché stavano lavorando. E sicché adesso mi hanno detto che la metteranno a posto più avanti. Il problema è che questa cosa gliela dicono da molti anni. Sì, anche l'anno scorso si aveva detto che la mettevano a posto, però hanno cominciato adesso che c'è piena stagione, non si sa perché. Sì, diciamo che ad agosto dello scorso anno ci raccontava, magari proseguiamo da questo lato così facciamo vedere anche a tutti i nostri telespettatori che ci sono ancora dei cartelli che nella giornata odierna segnalano la pericolosità di questa pedana. Lo scorso agosto era ceduta di 10 centimetri. Metti su quel lato là, che adesso vi faccio vedere, e adesso vedi che hanno messo tavole nuove e hanno rimesso dei pali di sostegno perché aveva ceduto tutto. L'anno scorso era là, ceduta 10 centimetri, era andata giù e si faceva fatica a passare con la carrozzina. Lunedì l'hanno sistemata, ma hanno detto che però è provvisoriamente e non si sa quando la sistemeranno. Sì, noi diciamo che in questo momento ci troviamo sopra la pedana, è comunque molto traballante, possiamo dirlo. Sì, anche perché mi hanno detto che è tutta marcia sotto. Che non si sa quanto durerà. Sì, diciamo che questa pedana è veramente molto strategica perché la collega subito direttamente alla spiaggia e in questo caso al suo ombrellone. Altrimenti qual è il giro che bisogna fare? Avanti 100 metri, girare a sinistra, dare a metà spiaggia, tornare indietro, sicché devi fare quasi 1 chilometro per fare il giro. Per una persona che si trova in carrozzina è assurdo. E anche quelli che hanno il passeggino devono fare tutto il giro. Col passeggino vanno giù anche per le scale, però bisogna sempre con quei duni li accompagni. Quindi quale sarebbe la sua richiesta, signor Claudio? Che facessero a posto definitivamente, magari in getto, in cemento, no così, perché poi se la mettono così fra 2 o 3 anni è compagno di prima. Sì, anche perché magari si ripresenta il problema dello scorso anno che ad agosto, visto che è tanto frequentata, abbiamo visto anche da delle biciclette che passano, poi cederà. Ci sono passeggini che passano sempre, perché sennò devono fare le scale e le scale col passeggino non è che è tanto piacevole farle. Carlo, noi la ringraziamo per questa sua segnalazione, speriamo di smuovere qualcosa che
che il comune anche inizia... Andate a intervistare il sindaco che era dirigente di Bibione Spiaggia, vediamo cosa vi dice. Va bene, ovviamente noi siamo a disposizione anche per sentire il sindaco e la sua versione, dato che comunque questo problema si ripercuote veramente da diverso tempo qui a Bibione. Speriamo, ci auguriamo di smuovere qualcosa e che eventualmente sua moglie e anche altre persone magari che si trovano in carrozzina possano avere una pedana per andare direttamente in spiaggia decente, non fare 1 chilometro per raggiungere la spiaggia. Noi Carlo la ringraziamo, grazie, buone vacanze, buona continuazione. Buon lavoro. Grazie, per il momento da Bibione è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Ros per questa storia, per questa vicenda che insomma speriamo abbia una conclusione e speriamo soprattutto di poter contribuire anche noi come Media Nord-Est a una soluzione che possa arrivare in fretta. Usciamo subito dallo studio nuovamente, allora siamo stati a Vicenza, a Padova, siamo stati a Bibione, adesso andiamo a Bassano del Grappa perché fa molto discutere in questi giorni la serie di lavori pubblici che sono iniziati in centro da meno di 24 ore. Parliamo dei lavori sul ponte Ferracina nel cuore di Bassano e già vengono segnalati i primi pesanti disagi per la viabilità. Sentiamo che cosa ci racconta da Bassano del Grappa Mirko Cavallin con Renzo Rigon. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo nei pressi del Ponte Vecchio in uno dei punti critici dopo il cambiamento di ieri della viabilità. Discesa a gamba di fronte a me, già con un po' di coda, in attesa a questo semaforo che abbiamo calcolato rimane rosso per circa 2 minuti e mezzo per regolare il traffico che invece arriva da via Ferracina e via Schiavonetti. Di là il Ponte Ferracina è chiuso, non si può più uscire dal centro di Bassano. La novità è che alle mie spalle si può girare qui verso via Pusterla dove è stato invertito il senso unico. Alcuni residenti ci hanno già segnalato le difficoltà nel tardo pomeriggio di ieri quando alla fine della giornata lavorativa in tanti si sono mossi ma rimanendo alla vecchia viabilità. È successo allora che in via Pusterla c'è stato un incrocio pericoloso in un senso unico. Chi ancora non conosceva la nuova viabilità di fatto è rimasto un po' intrappolato. Qui adesso ci sono già 4-5 mezzi in coda, in questo momento siamo a metà mattinata, il rosso come detto dura 2 minuti e mezzo, motori accesi, questo è un altro tema che andrà sollecitato all'amministrazione perché con una lunga attesa i motori andrebbero spenti. Il semaforo è diventato verde, allora con Renzo Rigon vediamo il percorso che fanno le macchine e imboccano effettivamente praticamente tutti la nuova viabilità girando a destra in via Pusterla, esclusa una vettura che invece ha girato di là. Via Ferracina e poi via Schiavonetti è autorizzata solo per le persone che hanno l'accesso diretto alla ZTL, quindi carico scarico merci oppure i residenti. Gli effetti si vedranno ancora nei prossimi giorni, al momento qui sembra tutto regolare, ma andiamo a vedere anche in altri punti. È questo il punto critico per i prossimi 100 giorni della viabilità di Bassano. Ponte Ferracina è stato già chiuso, sono già iniziati i lavori di demolizione, la rimozione del porfido della carreggiata perché poi l'opera andrà completamente rifatta e rinforzata per garantire un transito con maggiore sicurezza sia per chi passa qui sopra sia per chi passa sotto in via Portici Lunghi. Qui di fatto c'è molto silenzio perché il passaggio di veicoli e vetture è estremamente ridotto rispetto ad altre zone della città. 2 minuti e 35 di semaforo rosso, vale in entrambe le direzioni e qui da questa parte via Schiavonetti il traffico però non è così movimentato perché qui accedono praticamente solo i residenti o chi in questo momento pare si sia perso come la conducente di questa vettura. 2 minuti e 35 può essere un tempo lungo, troppo lungo, lo verificheremo in questi giorni visto che il bilanciamento del traffico nel primo punto e nel secondo sembra davvero molto diverso.
2,30 m di altezza massima, si riferisce al sottopasso di via Pusterla, divieto di transito senza ulteriori indicazioni. Siamo all'inizio di via Gamba, quella che viene conosciuta da tutti come discesa perché di fatto la si percorre andando verso il Brenta, appunto in discesa. L'indicazione è chiara, qualcuno ancora passa, evidentemente autorizzati per ZTL, e vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni di questa nuova viabilità bassanese. Grazie a Mirko Cavallin e a Renzo Rigon che ci hanno raccontato proprio dal vivo come sono gestiti questi lavori aperti, iniziati proprio da poche ore a Bassano del Grappa con inevitabili disagi. La discussione è aperta e ovviamente la nostra redazione la sta seguendo da vicino. Prima di uscire di nuovo dallo studio, anzi usciamo dallo studio 2 volte consecutivamente. La prima è per andare di nuovo a Palazzo Balbi a Venezia. Stava parlando il presidente Zaia della Pedemontana, adesso vediamo che c'è il vicepresidente De Berti, sentiamo se l'argomento è ancora questo, ci colleghiamo per qualche istante con Venezia. Però giustamente il presidente ha detto spingiamo sul risparmio anche per portare la Pedemontana ad avere all'interno dei 25 km un pedaggio inferiore a quello di tutte le altre autostrade, e vale sostanzialmente per i mezzi leggeri, entrata ed uscita interna ad SPV, ma per poter ovviamente controllare le statistiche, i numeri e poter fare i controlli, 2 percorrenze al giorno, solo i giorni feriali dal lunedì al venerdì, nessun vincolo di residenza e gli utenti devono essere dotati di dispositivo di telepedaggio. Vi abbiamo riproposto anche il confronto tra i 24 km di una tratta di Pedemontana tipo la Breganze-Loria Mussolente, dove si paga €1,60 per 24 km, a confronto con tutte le altre autostrade, altre tratte di pari chilometrica. Quindi nella Venezia-Trieste, una Meulo-Sastino di Livenza si pagano €2, la 31 Sud Badia Polesine 90 Vicentina €1,07, A31 Nord Montegalda Longare 2 Ville 1,8, la 13 Rovigo Terme Ugane €2, Passante di Mestre Preganziol Spinea €2,70, la 4 sulla Brescia-Padova Vicenza Est Padova Ovest €2 e la 22 a Fiala €2,01. Quindi insomma stiamo parlando di un abbattimento importante. Questo abbattimento della tariffa in queste tratte ha dato ovviamente dei benefici, perché comunque era un traffico locale. Continua la discussione, o meglio la relazione del vicepresidente De Berti, in questo caso da parte della Regione Veneto, sulla questione pedemontana. Ci ha raccontato ora Elisa De Berti i pedaggi, quindi ha quantificato quanto si spende per percorrere la pedemontana e sottolineando come si è cercato di tenere pedaggi più bassi rispetto alle altre infrastrutture del Veneto. Poi torneremo a Palazzo Balbi. Un po' di cronaca adesso, perché nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Montebelluna hanno denunciato un 70enne pensionato incensurato residente in provincia di Treviso per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo, innervosito dal mancato rifornimento presso il distributore automatico Galol lungo via Feltrina, probabilmente a causa di un guasto tecnico, ha estratto una mazza da baseball in legno lunga 80 cm, con la quale ha ripetutamente colpito e danneggiato la colonnina self-service. Il pronto intervento dei carabinieri ha consentito di identificare l'autore del gesto e di procedere al sequestro di questa mazza da baseball. Incredibile. Altra cronaca che arriva invece da Mestre, perché questa volta a intervenire sono stati i vigili del fuoco questa notte, durante la notte scorsa, perché c'è stato un principio di incendio in un locale tecnico di un albergo in via Ca' Marcello a Mestre. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La squadra, anzi le squadre dei vigili del fuoco giunte dal comando di Mestre hanno evacuato la struttura e messo in sicurezza il locale interessato dalle fiamme. In corso l'accertamento, come è ovvio, sulle cause dell'incendio da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, e questo è accaduto a Mestre.
Adesso torniamo a collegarci con i nostri giornalisti sparpagliati nelle varie sedi del Veneto. Sparpagliati non stanno tanto bene, però insomma era per rendere l'idea che siamo un po' dappertutto. In questo caso a Padova andiamo a sentire Francesco Ratai perché ci colleghiamo con lui per parlare di università, perché sono partite le iscrizioni alla facoltà di medicina, avrete letto, perché si tratta del primo anno, questo, senza il test di ingresso. Allora Francesco Ratai ha parlato con il professor Angelo Dei Tos, che è il preside della scuola di medicina dell'Università di Padova. C'è da capire insomma come funzioneranno le iscrizioni senza il numero chiuso, se il numero chiuso è programmato per esserci più avanti. Insomma, facciamo un po' il punto della situazione a poche ore dall'apertura delle iscrizioni con Francesco Ratai. Siamo nell'ufficio del professor Angelo Dei Tos, presidente della scuola di medicina, rieletto proprio ieri. Porgiamo anche i nostri complimenti. Siamo qui perché si sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno di medicina, il primo anno senza numero chiuso. Ecco, la preoccupazione è emerso anche dai comunicati dell'Ordine dei Medici è che ci sia un afflusso notevole, perché per i test arrivavano all'incirca 3.000 persone, quasi 4.000 per 600 posti più o meno. Certo. Ecco, come sta andando? Ne arriveranno quasi 4.000? Ma questa è una possibilità, chiaramente. Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire un tema, non è stato abolito il numero chiuso, semplicemente si è posticipato per un semestre, con un semestre filtro, la possibilità di accedere agli stessi numeri che sono i numeri dell'anno scorso, che sono quei circa 640 di cui abbiamo parlato. Il meccanismo prevede quindi un accesso libero a questo semestre filtro in cui i ragazzi studieranno 3 materie, chimica, biologia e fisica. Il 20 novembre potranno svolgere la prima prova, che è una prova nazionale ma poi corretta localmente, e quindi cominciare a formare quella graduatoria che poi consentirà loro, in caso positivo, di accedere alla scuola di medicina, oppure in caso negativo di accedere a forme, alternative di formazione in campo sanitario, come ad esempio le professioni sanitarie. Ecco, quindi il numero chiuso non è stato tolto. I detrattori dicono però i ragazzi rischiano di perdere un anno, perché se prima facevo il test, non lo passavo, in attesa mi iscrivevo a una facoltà simile, penso a biologia, in cui mi sarebbero visti riconosciuti l'anno dopo, così facendo rischio di perdere un anno invece. No, ma in realtà no, perché i crediti accumulati potranno essere spesi in altri corsi di laurea come appunto biologia. Le criticità a mio avviso sono altre. Allora, atteso che l'unica motivazione con la quale inizialmente si è voluto modificare le norme di accesso a medicina era appunto l'abolizione del numero chiuso, e questo non è avvenuto. Quindi, detto questo, nella sostanza rispetto al passato noi andiamo semplicemente a posporre il test d'ingresso, che questa volta è un esame basato sulle 3 materie, ma ricordo che i celeberrimi TOLC si basavano su chimica, fisica e biologia più alcune domande di logica, perché le tanto vituperate domande di cultura generale erano già state tolte. Allora, Padova, che è un mega ateneo, quindi ha un accesso di una numerosità di migliaia di studenti a questo punto, farà quello che la norma prevede, cioè quello di erogare il corso. La numerosità degli studenti, credo, al momento ancora non lo sappiamo, ci obbligherà, se i numeri saranno questi, a un'erogazione online, che non è un dramma per la tipologia di materie di cui stiamo discutendo. Il tema è che non potremmo erogare invece quella parte pratica che già in questo ateneo viene erogata nel corso del primo anno, perché è chiaro che non possiamo gestire quei numeri su sessioni che siano sessioni appunto pratiche.
E questo è un problema perché la medicina non si impara solo studiando i libri o leggendo online, ma si comincia fin dall'inizio a fare un'esperienza che è teorica ma che è anche pratica di avvicinamento a una professione che poi ha a che fare con delle persone. Grazie a Francesco Ratai che ci ha chiarito meglio qual è la situazione delle iscrizioni alla facoltà di medicina a Padova, che però vale un po' per tutta Italia naturalmente, non cambia il numero finale di studenti che saranno ammessi al corso, cambia un po' la parte iniziale dell'anno accademico, avete sentito, con diverse modalità di ingresso. Ci torneremo naturalmente, magari andremo anche a sentire i ragazzi come giudicano queste modifiche, ancora un po' di cronaca perché a Thiene sono stati controllati dagli agenti della polizia locale, controllate alcune persone e una in particolare è stata trovata con droga nascosta negli slip. Buongiorno. Sindaco, è il giorno del Santo Patrono, gli uffici sono chiusi, ma lei è al lavoro sostanzialmente, sta terminando il lavoro iniziato qualche giorno fa. Sì, avevo una parte da finire, oggi è Santo Patrono, San Giovanni Battista, quindi gli uffici sono chiusi, il municipio è chiuso e ho approfittato per finire di pulire la parete che avevo lasciato indietro. Ecco, le immagini che la ritraevano nei giorni scorsi mentre puliva con l'idropulitrice il municipio sono diventate virali, migliaia e migliaia di visualizzazioni. Si sarebbe aspettato un risultato di questo tipo, il clamore, il messaggio che poi lei ha lanciato sulla carenza di manodopera cronica nei piccoli municipi? Sì, diciamo che se è un'emulazione è positiva, perché così qualcuno abbraccia altre idropulitrici, perché no? Diciamo che l'ho fatto perché ho un operatore solo, ecologico, è bravissimo, ha tanto da fare e era in difficoltà con questo tipo di lavoro e portava via comunque altro spazio su altri lavori, quindi ho voluto farlo io. Insomma, abbiamo un palazzo municipale importante, bello, è la sede dei cittadini e mi sono riboccato le maniche e ho voluto finire io questo lavoro. Senta Sindaco, tra i tanti commenti non solo social c'è chi dice se non ci sono persone, se non ci sono operai, il comune di Meduna si fonda con altri comuni, è una strada possibile? Guardi, questa è un po' la sinistra che cavalca questo tipo di proposta. Prima di dare buoni consigli bisogna dare dei buoni esempi. Primo lo dico politicamente, se la coperta è corta i piedi fuori li abbiamo sempre noi, quindi ci sono comuni che hanno bilanci in rosso, in dissesto, hanno il doppio di nostri impiegati nelle varie parti d'Italia, quindi diano l'esempio prima loro e poi noi ci adeguiamo. Questa è una risposta politica. Concreta è più pratica, non è così, perché nei piccoli comuni esistono queste comunità, si va d'accordo, esistono le associazioni, si integra anche meglio, si collabora meglio, tant'è che per dirle Meduna insieme a Cesaldo, Chiarano e Gorgo Monticano abbiamo da anni una convenzione con i vigili urbani e andiamo d'accordo, quindi facciamo sinergia e squadra e ci accorgiamo e ci ricordiamo che abbiamo anche delle frazioni, perché chi abita nelle frazioni paga le tasse come quelli in centro. Quindi ecco, chiedete a chi abita nelle città medio-grande, nelle frazioni, e poi vi risponderanno loro con le rime, credo. E noi la lasciamo lavorare. Grazie al sindaco Arnaldo Piton, buon lavoro. Grazie a voi. Christian Arboit, ovviamente mi scuso con voi e così colgo l'occasione per salutare anche Francesca Pezzo e Andrea Basso in regia, anche con loro, perché avevo parlato di cronaca da Vicenza, in realtà è arrivato Christian Arboit, ha fatto irruzione con questa intervista, questo incontro con il sindaco di Meduna. Avete sentito il sindaco che dà l'esempio e con l'idropulitrice fa più bella la sede del comune, il municipio di Meduna. Adesso la cronaca che vi avevo anticipato poco fa, con il controllo della polizia locale a Thiene e la droga negli slip.
Si aggirava in piazza Nova con fare sospetto a Tiene in pieno pomeriggio. Il giovane è stato controllato dagli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino e dopo aver mostrato i documenti si è manifestato particolarmente agitato. A specifica richiesta ha consegnato agli agenti, estraendolo dagli slip, un involucro contenente circa 27 grammi di hashish. È stato quindi segnalato alla prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Adesso parliamo dell'ULSS 8 Berica, quindi rimaniamo sempre a Vicenza, ma per dire che la stessa ULSS 8 mette in guardia da una potenziale truffa. Sta girando un falso messaggio SMS a nome CUP Info. Sentiamo cos'è. Attenti alla truffa, arriva quando meno te l'aspetti travestita da SMS a nome CUP Info, con l'invito a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento per importanti comunicazioni. È l'ULSS 8 a mettere in guardia i cittadini, precisando di non aver niente a che fare con questa comunicazione, che ha l'unico obiettivo di estorcere denaro alle possibili vittime. Il messaggio, di per sé generico, è studiato per far sì che il ricevente lo associ a eventuali prenotazioni eseguite tramite la propria azienda sociosanitaria di riferimento. Per questo l'ULSS 8 Berica invita gli utenti che dovessero riceverlo a non rispondere né a chiamare il numero, diffidando da inviti simili. Grazie a Carlo Inghilleri con diciamo, questo servizio che mette in guardia gli utenti da una possibile truffa, una messa in guardia che arriva direttamente dall'ULSS Berica. Adesso andiamo a Venezia perché insomma, si annunciano giorni caldi per il matrimonio di Jeff Bezos che dovrebbe, perché qua i condizionali sono tutti d'obbligo, si sa pochissimo dello svolgimento di questa festa di nozze prolungata che durerà alcuni giorni, che vedrà tanti VIP sbarcare a Venezia con relative polemiche, e arrivano anche nuove proteste. Ce n'è una con gli attivisti di Greenpeace e di un collettivo inglese che hanno srotolato uno striscione di 400 metri in piazza San Marco con la scritta: se puoi affittare una città puoi pagare più tasse. Spostata frattanto all'Arsenale la festa, questa è una delle novità legate a motivi di sicurezza. If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax. Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse. È un messaggio inequivocabile, fortemente politico, quello lanciato da attivisti di Greenpeace Italia e del gruppo d'azione britannico Everyone Hates Elon. Tutti odiano Elon, che a un paio di giorni dall'inizio dei sontuosi festeggiamenti matrimoniali del miliardario americano a Venezia hanno srotolato in piazza San Marco uno striscione gigante di ben 400 metri quadrati per denunciare, sostiene Greenpeace Italia, un allarme climatico che va di pari passo con una pronunciata ingiustizia sociale. Jeff Bezos è proprio l'emblema di questa ingiustizia sociale. Pochi miliardari che con il loro stile di vita impattano tantissimo sulla vita delle persone. Mentre loro hanno stili di vita insostenibili, le persone soffrono i danni della crisi climatica. Alluvioni, ondate di calore, incendi sono ormai la quotidianità per tutte e tutti noi. Sul fronte della sicurezza, l'aggravarsi dello scenario internazionale con il bombardamento americano sui siti nucleari dell'Iran aggiunge ulteriore tensione ad 3 giorni di festeggiamenti cui dovrebbero prendere parte anche 2 figli di Trump, Ivanka e Don Jr. Tanto che i festeggiamenti dell'ultimo giorno non si terranno più alla Misericordia, dove erano state annunciate manifestazioni di protesta, ma nei più appartati spazi dell'Arsenale. Per noi, per No Space for Bezos, questa è un'enorme vittoria, perché appunto la protesta, l'organizzazione di cittadini e cittadine è riuscita a far cambiare i piani dell'uomo, il terzo uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più potenti della Terra, che è stato costretto a spostare le sue celebrazioni in un altro posto, tra l'altro appunto molto meno centrale rispetto a appunto la Misericordia. Nei giorni scorsi il collettivo veneziano No Space for Bezos era riuscito ad esporre uno striscione polemico dal campanile di San Giorgio, finendo sulla stampa di mezzo mondo. Un'azione simile a quella realizzata ora in piazza San Marco, per la quale
un portavoce del collettivo inglese Everyone Hates Elon ha dichiarato: mentre i governi parlano di scelte difficili e lottano per finanziare i servizi pubblici, Jeff Bezos può permettersi di chiudere mezza città per giorni solo per celebrare il suo matrimonio. Poche settimane fa ha speso milioni di dollari per un viaggio spaziale di appena 11 minuti. Se mai ci fosse un segno che i miliardari come Bezos dovrebbero pagare le tasse sul patrimonio, è proprio questo. Da una parte abbiamo miliardari, industrie fossili e industrie della difesa che fanno tantissimi profitti, dall'altra le persone che soffrono la crisi climatica. È arrivato il momento di tassare gli extra profitti di queste persone e di usare questi soldi per aumentare welfare e per contrastare la crisi climatica. 12:44, martedì 24 giugno, rimaniamo insieme fino alle 13:30, ve lo ricordo, quindi ancora tante notizie, tanti collegamenti. È il momento di tornare alla cronaca, lo facciamo parlando di Cesarolo nel Veneziano per un incendio che è divampato nel ristorante Alla Vecchia Fattoria, fiamme partite da un camion in movimento che hanno poi raggiunto la struttura. Attimi di paura questa mattina intorno alle 8:10 nel comune veneziano di San Michele al Tagliamento. Un violento incendio ha coinvolto il ristorante Alla Vecchia Fattoria. Il rogo, dalle prime informazioni, sarebbe proprio partito dal camion alle mie spalle. Tutto sarebbe iniziato da un camion in transito lungo via Malamocco. L'autista, dopo aver visto del fumo uscire dal motore, ha accostato bruscamente. Nel giro di pochi istanti le fiamme hanno avvolto il mezzo e si sono propagate rapidamente fino a raggiungere l'edificio accanto. Attimi di apprensione anche perché al piano superiore del ristorante vivono i proprietari che sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. Stavo dormendo e praticamente il camion dietro a casa mia è scoppiato e ha preso fuoco tutto il tetto del locale. Sì, è stata un'esperienza un po' particolare, però dai, nessuno si è fatto male, quindi bene. Sono cose che vedi sempre in televisione lontane da noi e quando ti capitano a te non è un'esperienza facile, diciamo, dai. Però tutto sommato nel male è andato anche bene, che nessuno ha provocato danni a parte al locale, diciamo. Però dai, tanta paura e basta alla fine. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Mestre, Portogruaro, San Donà e La Tisana con il supporto dei comandi di Pordenone e Udine. Sul posto sono giunte 3 autopompe, 2 autobotti e autoscale. Le operazioni sono proseguite per diverse ore. I pompieri infatti hanno lavorato senza sosta anche sul tetto, dove con l'ausilio della Flex hanno tagliato grondaie e parti pericolanti per mettere in sicurezza l'area. Un vigile del fuoco inoltre è stato anche colpito da un malore dovuto al caldo ed è stato affidato alle cure del 118. Presenti anche i carabinieri per ricostruire con precisione l'accaduto. Sul posto restano ancora visibili le tracce del rogo, una struttura danneggiata, una comunità scossa, ma per fortuna nessuna vittima. E dopo aver parlato di Superstrada Pedemontana Veneta e aver presentato un'iniziativa legata al Monte Grappa, torniamo a Palazzo Balbi, dove adesso Luca Zaia, ci segnala il nostro Filippo Fois, sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo un attimo di cosa stanno parlando. Anche di, come si può dire, di grandi diplomatici. Pensate che la biblioteca all'Archivio di Stato di Atene voi trovate ancora i trattati del Mediterraneo tra i greci e altri popoli, li trovate scritti nella lingua ufficiale della diplomazia del Mediterraneo, che è il Veneto. Questa è Venezia. Pensare che oggi si inauguri un nuovo corso che sostanzialmente che è tu sì e tu no, a me sinceramente non va bene, e penso a moltissimi altri veneziani, visto considerato che Venezia non ha mai detto tu sì o tu no. Noi amiamo dire che Venezia è inclusiva al punto tale che non conosce colore della pelle, non conosce distinzione di censo, non conosce distinzione per i credo religiosi, non conosce distinzione per le scelte sentimentali, e facciamo tu sì o tu no con Bezos. Allora qualcuno dice che è l'impatto di Venezia su Venezia. Bezos mi risulta che faccia questo matrimonio che costerà, dagli ultimi conti che ho visto fare, 40-48 milioni, è quello che costerà. Porterà una novantina di jet tra Treviso e Venezia. Porterà un sacco di celebrities, è inutile che stia qui a farvi la lista di tutte le celebrities che porterà, ma porterà anche una visibilità, una promozione
del nostro contesto, che è una promozione internazionale. Qualcuno si è preso la briga di dire che vale circa 2,5 miliardi, vale più di 5 Super Bowl americani. A questo punto sorge spontanea, diceva quel signore, la domanda: ma a che pro, visto considerato che Venezia è piena di turisti? Al pro che comunque è una comunicazione internazionale, dobbiamo rispettare una coppia che viene qui a sposarsi e sceglie Venezia per farlo. A me non sembra irrilevante che poi sia Bezos o sia l'ultima coppietta sconosciuta, Venezia ospita tutti, ma soprattutto ricordiamoci che anche quello che è la promozione è una promozione che io spero intercetti ad esempio molta filantropia a livello internazionale. Venezia è anche figlia della filantropia, delle tante fondazioni, comunque di chi non viene qui a divorare la città, ma viene qui a sostenere la città. Infine ricordo che è patrimonio dell'umanità Venezia. Patrimonio dell'umanità non è che l'UNESCO ci dice patrimonio dell'umanità, chiudete le porte, ci dite è patrimonio dell'umanità, dovete sapere che questo museo open air, che è un museo vivo, che ha 1100 anni di storia, ma è vivo, ha 50.000 abitanti, ci vivono gli abitanti, sono pochi. Durante lo splendore della Repubblica Veneta sono arrivati a 280.000, sì, ma era un'altra storia, devono incrementarsi, di certo, ma l'UNESCO ci dice attuate un piano di gestione, tanto è vero che quando voi vedete i dibattiti internazionali sono sempre sul piano di gestione. Quindi io sono convinto che Venezia deve trovare un giusto equilibrio tra il turismo e quello che sono le attività umane, diciamo, convenzionali, quelle della città. Però è pur vero che pensare e immaginare che Venezia possa vivere senza la presenza turistica vuol dire che questo è anche impraticabile, cioè non è che tu puoi chiudere Venezia. Invece il numero programmato può essere assolutamente la vera soluzione. Definire una volta per tutte, ad esempio, ma questo ve lo sto dicendo da anni, quale sia il numero sostenibile di turisti ogni giorno che Venezia può sopportare, no? Perché se l'overtourism è un problema, non deve diventare un ostracismo nei confronti dei turisti. Poi quanto peserà Bezos? Bezos pesa, dicono, 200-250 persone del matrimonio, una trentina di taxi e 5 alberghi. I 5 alberghi, se non li affittava Bezos, sarebbero comunque pieni, quindi non mi sembra tutto sto danno di assalto alla diligenza. Penso che noi io penso che davanti a questi eventi avremmo dovuto cercare o dovremmo cercare di gestirli in maniera tale che prendano, come si può dire, la piega giusta nella promozione. Però sinceramente io non lo vivo come un problema. Il problema forse è un po' più ideologico, perché comunque è Bezos e non è qualcun altro, perché comunque Bezos è magari legato a una parte politica piuttosto che a un'altra, ma questo non ci dovrebbe riguardare, perché abbiamo sempre detto che noi... Il matrimonio di Jeff Bezos nei prossimi giorni a Venezia. Luca Zai ha affrontato anche questo argomento, ha detto chiaramente qual è la sua posizione. Poi torniamo alla cronaca tra poco, ma prima ci colleghiamo con Christian Arboit, che vedo già pronto, così ci racconta tutto. Dove sei e che cosa state facendo? A te, Christian, ti vedo in compagnia. Buongiorno Federico, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo con Tommaso Migot a Cessalto, dove pochi minuti fa c'è stato un taglio del nastro, un'importante pista ciclabile, ma questa sera vi racconteremo di questo intervento, un intervento da 600.000 euro reso possibile grazie all'intervento di due aziende private molto note qui a Cessalto, che stanno dando da lavoro a diverse centinaia di persone e che proprio oggi qui a Cessalto lanciano un appello per cercare anche nuova manodopera specializzata. Quante volte anche nelle nostre emittenti parliamo di carenza di manodopera, di profili. Lo facciamo da Cessalto, che da poche settimane è stato incoronato come il comune più giovane della Marca trevigiana, proprio grazie alla presenza di queste aziende che assumono. Qui con me c'è un volto storico, un imprenditore storico della zona, Federico Pesce, che appunto è titolare assieme al fratello Antonio di un'importante azienda che si occupa di cartone, perché qui appunto la filiera del cartone qui a Cessalto è importantissima e per questo servono nuove risorse. Certo, infatti in questo particolare momento di espansione di Ondulcart e anche di Pro Group ovviamente è necessario ulteriore manodopera, però il reperimento di questa manodopera è diventato sempre più difficile soprattutto negli ultimi 10 anni, e quindi il turnover soprattutto nei reparti produttivi è abbastanza notevole.
Abbiamo cercato negli ultimi 4-5 anni di creare all'interno, diciamo, Academy all'interno di Ondoil per creare attrattività presso la nostra azienda, in quanto sensibili al welfare, sensibili ai problemi delle famiglie, sensibili a tutte quelle che possono essere le problematiche, diciamo, di un lavoratore, in modo tale che si possa sentire a suo agio, perché un lavoratore che lavora con soddisfazione presso la propria azienda sicuramente più sereno lui e anche una resa maggiore. Il problema purtroppo non è soltanto, diciamo, reperire la manodopera, è il fatto anche che questa manodopera tante volte, soprattutto le coppie giovani, hanno difficoltà di alloggi e quindi soprattutto diciamo, ai livelli più alti abbiamo dovuto reperire, diciamo, collaboratori anche a 40, 50, 60 km di distanza, in quanto la difficoltà soprattutto negli ultimi 10 anni si è particolarmente accentuata. Ora siamo in fase di espansione, ovviamente questa ricerca è in continuo, diciamo, movimento. Ci auguriamo che con la collaborazione di Progroup, questa azienda, diciamo, particolarmente sensibile al territorio, alla riciclabilità, in quanto produce cartone, diciamo, cartone con carta riciclata, e particolarmente visto di buon occhio anche il packaging, diciamo, nel mercato, diciamo, dell'imballaggio. Speriamo, diciamo, di poter avere un attimino risultati maggiori nei prossimi mesi. Quindi agendo, diciamo così, in sinergia con le altre aziende della filiera e confidando appunto in nuove risorse, magari per un piano di residenzialità che a questo punto il sindaco Emanuele Crosato non possono che arrivare da Roma, da tanto se ne parla. Sì, il tema, quello della residenzialità, è un tema importante, mentre magari chi può accedere a un mutuo può realizzare la propria casa, ci sono ancora dei lotti disponibili, il problema è proprio chi non può permetterselo e deve andare in affitto. Praticamente non c'è mercato in tutta la provincia, è molto difficile trovare un'abitazione in affitto. Noi siamo intervenuti con incentivi verso le famiglie, soprattutto verso le famiglie che hanno dei bambini, e quindi questo abbiamo visto negli anni ha creato comunque una maggiore residenzialità, soprattutto di quelle fasce, quelle famiglie che hanno dei bambini sotto i 15 anni, e questo è grazie soprattutto all'investimento che hanno fatto le aziende, perché se c'è lavoro da lì si parte e si creano tutto il resto dei servizi. Un effetto chiaramente a cascata. Maximilian Endel è amministratore delegato CEO di Progroup, azienda che da qualche anno si è insediata in zona industriale a Cessalto e che conta ormai un centinaio di dipendenti. Endel, voi come affrontate il tema della manodopera e della carenza di manodopera? As Progroup, we are experienced in such building up such new plants like here in Cessalto, and one major part of the project is taking care of the future employees. So it's really part of the project to get to know the people here and then to recruit them, started very early, and train them by ourselves to have the really skilled people there when we start the plant. Quindi una parte molto importante del nostro progetto è quella di iniziare molto presto, diciamo, ad assumere personale e iniziare molto presto con la formazione di questo personale. Quindi in qualità di Progroup noi iniziamo un paio d'anni prima, ecco. Quindi una programmazione per l'assunzione di personale. Questa azienda dal cuore tedesco che ha deciso di investire a Cessalto ha cominciato appunto con 2 anni di anticipo sostanzialmente a reperire personale, questo è il tema. Serve anche una diversa programmazione. Sì, assolutamente, serve programmare tutto, e quindi è importante anche che le aziende vengano qui a Cessalto, creino posti di lavoro, ma soprattutto anche formazione verso i propri dipendenti. Grazie Sindaco Crosato. Pesce voleva aggiungere. Diciamo, allora, quello che ho detto prima, ci auguriamo che nei mesi futuri riguardo, diciamo, le assunzioni del personale possiamo avere delle soddisfazioni, in quanto già adesso i nuovi ragazzi sono così, solo che è importante che si innamorino del lavoro, ecco, e questa è la difficoltà che abbiamo difficoltà a trasmettere a loro. Ci auguriamo in futuro di avere soddisfazioni migliori, insomma. Quindi grazie davvero. Oggi da Cessalto parte un messaggio di un comune a misura di famiglia di nuove generazioni. Sì, assolutamente, questa è una grande soddisfazione per noi. Il comune ha dimensione di famiglia.
Grazie Sindaco Emanuele Crosato, grazie alla famiglia Pesce, titolare di Ondulcart, grazie Maximilian Endel per Pro Group. Da Cessalto è tutto, Federico con Tommaso Migot, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Tommaso, grazie per questo spaccato importante nel mondo produttivo, economico del nostro nord-est. Nel frattempo Luca Zaia si è presentato ai microfoni per riassumere, immagino, gli argomenti di oggi. Sentiamo un po' che cosa sta dicendo ai nostri colleghi. Il primo giorno ad oggi è del 141%, se lo valutiamo nell'ultimo anno 18%. E continuano ad esserci così tante polemiche allora? È diventato uno dei temi importanti anche in Consiglio regionale. Io onestamente non le vedo le tante polemiche, diciamo che sono pochi che fanno tanta polemica, visto e considerato che i cittadini sono felici di questa infrastruttura e penso che il dato sia praticamente dimostrabile. Nel momento in cui hai 83.000 auto al giorno che ci vanno, vuol dire che qualcuno la percorre la pedemontana, altrimenti sarebbero tutti sulla viabilità ordinaria. E ricordo che 83.000 auto al giorno, veicoli al giorno, mi perdoni perché molti sono veicoli pesanti, sono di più di quello che della quantità dei veicoli che hanno alcune infrastrutture, alcune autostrade in Veneto che sono molto più vecchie della pedemontana. La pedemontana ha un anno di vita, quelle infrastrutture hanno anche 40-50 anni. Si sente di poterla definire un buon investimento? Ma decisamente sì, visto e considerato. Consideri che non sono io l'ideatore della pedemontana, quindi non mi vanto di cose che ho fatto. Sono arrivato in regione, abbiamo ripreso in mano questo che era un cantiere che aveva qualche difficoltà e oggi è un'infrastruttura che funziona. Lo dicono le imprese, lo dicono i lavoratori, lo dicono in particolar modo i lavoratori che con l'ultima scelta a marzo di ridurre del 60% il pedaggio per le tratte sotto i 25 km hanno dato un incremento del 35% di flussi di traffico sulle tratte brevi. La Lega è pronta a presentare l'emendamento per il terzo mandato? Ma io non ne so nulla. L'agenzia ANSA è uscita poco fa, ufficiale. Ma guardi, le dico la verità, ne prendo atto nel senso che non sto seguendo questa partita e dopodiché il Parlamento è sempre sovrano, vedremo cosa accadrà. In alternativa all'endorsement al matrimonio di Jeff Bezos è anticipare la campagna elettorale per le comunali di Venezia, al sindaco di Venezia? No, guardi, io mi sono sempre occupato dell'ingiustizia. Io ritengo un'ingiustizia comunicare a nome di tutti il fatto dell'ostracismo a due persone che vengono qui per sposarsi, siano i più ricchi del mondo o siano i più poveri del mondo. Venezia deve essere, e il Veneto deve essere inclusivo. Non si fa distinzione di colore della pelle, di credo religioso, di scelte sentimentali e di conto in banca. Forse l'opposizione è semplicemente un modo di dire, non è necessariamente che tutti si riconoscono, è una manifestazione del dissenso. Certo, e la tua libertà finisce dove inizia la mia, tant'è vero che io ho detto il contrario. Infatti Bezos continuerà a venire a Venezia e ma non si dica, sposerà. Bezos ci viene, so che ha fatto anche delle donazioni, spero che questo sia un grande invito alla filantropia internazionale a investire ancora di più su Venezia, perché Venezia ha bisogno del sostegno, dell'amore di molti filantropi che la amano a prescindere. Beh, venire a Venezia comunque non è gratis e quindi lasciare qualcosa in cambio è necessario, è doveroso. Certo, oltre alle donazioni che sono state fatte, che mi risulta siano state fatte, penso che ci sia un valore che da un punto di vista di impatto mediatico vale circa 2,5 miliardi di euro, sono stati i calcoli fatti. E da un punto di vista, penso, di quello che sarà l'investimento qui, si dice che l'80% delle forniture e della spesa per questo matrimonio, che è un matrimonio che si calcola costi almeno 40 milioni di euro, riguardano le nostre imprese, i nostri cittadini, i veneziani. Pensi solo ai catering, a tutto quello che accadrà. Grazie. Buon lavoro ragazzi. Ecco, torniamo in studio da Palazzo Balbi. Non è stato chiesto a Zaia, probabilmente perché è arrivata proprio in questi istanti la notizia che la Lega, secondo quanto si apprende, lo dice l'ANSA, l'agenzia, è pronta a presentare un emendamento per superare il limite di 2 mandati per i presidenti di regione. La proposta di modifica sul terzo mandato, che potrebbe rimettere in pista Luca Zaia in Veneto, dovrebbe essere depositata nelle prossime ore in Senato, dove in Commissione Affari Costituzionali è in discussione il disegno di legge sui consiglieri regionali. La scadenza era stata rinviata di una settimana ed è fissata alle 14 di oggi, quindi sembrava che la Lega non presentasse nulla, invece secondo quanto si apprende, ripeto, come riportato dall'ANSA,
la proposta ci sarà, ma non è stato chiesto questo a Luca Zaia nell'intervista che abbiamo appena sentito, collettiva con i nostri colleghi, perché evidentemente è proprio in quegli istanti che la notizia è stata battuta dalle agenzie. Ci fermiamo per un attimo, 13:03, poi torniamo con Focus TG. Sono le 13:06 di questo martedì 24 giugno, insieme dalle 12 con Focus TG fino alle 13:30 per parlare di quello che sta accadendo a Nord-Est. Siamo davvero andati in tutti o quasi in tutte le località del Nord-Est con i nostri colleghi, con tutte le nostre strutture, i collegamenti esterni. Adesso parliamo di cronaca giudiziaria, perché per 5 ore un amico intimo di Liliana Resinovic ha fornito la sua versione sui fatti che ruotano attorno alla morte della 63enne di Via Verrocchio. Oggi era il giorno dell'udienza per l'incidente probatorio, quindi andiamo a Trieste con Gianluca Paladin. Come hai visto Sebastiano in aula? Niente, non l'ho guardato per niente. C'era Sebastiano in aula? Come è andato all'ingresso? Vi siete Niente, zero. Lui cosa ti ha detto all'ingresso? Zero. Mi ha chiesto di non parlare. Ecco, brava, infatti L'ha non chiesto parliamo. lei proprio? No, le ha chiesto lei, ha detto non occorre che... infatti. Tu rimani convinto che Sebastiano sappia tutto, che Liliana sia stata uccisa da più persone? Io rimango convinto di quello che ho detto fino a ieri, punto e basta. Più di 5 ore in aula per chiarire le sue dichiarazioni sul caso della morte di Liliana Resinovic, dichiarazioni che verranno assunte come prove in vista del possibile processo. È iniziata alle 9:30 l'udienza di incidente probatorio di Claudio Sterpin, l'amante di Liliana, alla presenza di tutte le parti coinvolte. Sterpin, assistito dal proprio avvocato Giuseppe Squitieri, ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante e a Ilaria Iozzi, il pubblico ministero, che aveva fatto richiesta di incidente probatorio. All'udienza ha partecipato anche il procuratore capo Patrizia Castaldini. Claudio ha ripercorso tutta la vicenda, dal rapporto con Liliana alle circostanze della sua morte. Sterpin ha continuato a rimarcare quello che ha sempre sostenuto. Claudio, cosa ti fa pensare che Sebastiano sappia tutto e che più di una persona abbia intercorso questo omicidio? Cosa te lo fa pensare davvero? Ma niente, per conto mio è difficile che una persona sola o pochi abbiano potuto combinare tutto questo disastro. Ma c'è un elemento che te lo fa credere in maniera concreta? Ma non voglio parlare di elementi, ognuno si fa le proprie congetture, io mi sono fatto le mie e non posso dirle. Però lei perché, ha un'idea precisa, l'ha sempre detto. Ma tutti hanno un'idea precisa. Di certo io Sebastiano non sa. esito. Ma bisogna chiederlo sempre a lui, non a me. In aula anche gli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, oltre a Visintin stesso, e gli avvocati Federica Obizi e Antonio Cozza, rispettivamente legali della famiglia Resinovic e di Silvia Radin, cugina di Liliana. Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, e i suoi avvocati hanno preferito non parlare alla fine dell'udienza. Sebastiano, come stai? No. Possiamo andare? Com'è andata? Benissimo. No, lo dovete chiedere al pubblico ministero, non a noi. È andata come doveva andare. Per piacere. Chiuso? Grazie. Ma prima dell'ingresso in tribunale il faccia a faccia fra Claudio e Sebastiano c'è stato. Visintin ha chiesto rispetto per Liliana, Sterpin ha tirato dritto ed è entrato in Palazzo di Giustizia. Perché lui ha girato a suo favore il fatto che io ho dichiarato, e lo dirò in eterno, che io e Lili facevamo l'amore tenendoci per mano e guardandoci nell'occhio, io da una parte e lei dall'altra del tavolo. Quello è far l'amore per me. Per lui invece sono tutte quelle altre cose che abbiamo imparato da ragazzini. È vero che Sebastiano sapeva della vostra relazione? Ancora prima, da mesi, da anni forse? Probabilmente sì, ma sempre avanti anche questo bisogna chiedere a lui. Io considero di sì, però. Il giudice per le indagini preliminari valuterà come procedere a seguito delle dichiarazioni di Sterpin, attesa anche una decisione sulle altre 2 richieste di incidente probatorio. Ancora il PM Ilaria Iozzi aveva formulato richiesta di ripetere le analisi su tutti i reperti del caso. Gli avvocati Bevilacqua invece puntano su nuovi esami medico-legali sulla salma di Liliana. Una cosa è certa, il caso è ancora lontano da una conclusione. Ora torniamo in centro a Vicenza, ci siamo stati all'inizio di questo Focus TG
per parlare della situazione attorno alla base americana, le basi americane vicentine, con questo ovviamente innalzamento della tensione internazionale. Adesso ci torniamo per commentare il cartello che compare sulle vetrine della bottega di Margherita Parolin. C'è scritto "chiuso per paura, il suo aggressore è tornato a Vicenza". Adesso la commerciante ha chiuso per paura di quello che è successo. Vediamo. Chiuso per paura, non per ferie, non per scelta, ma perché lavorare così è diventato impossibile. Non sempre c'è spazio per la vittima e per il suo aggressore nella stessa città, così quando lui torna lei chiude il negozio e se ne va. Ha paura. Questa è una storia che inizia a Vicenza sabato 31 maggio, quando un senzatetto magrebino distrugge l'allestimento esterno e costringe la titolare Margherita Parolin a barricarsi nel suo negozio di Corso Fogazzaro per sfuggire alla violenza dello sbandato. L'immigrato viene subito intercettato dalle forze dell'ordine. Per lui il questore firma il Daspo Willy, che gli impedisce accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e i locali che si trovano in centro storico. Ma per la commerciante è angosciante vederlo passare continuamente tutti i giorni. Sta passando a debita distanza e non nascondo che in ogni caso mi provoca un po' di agitazione. Poi, dopo 18 giorni di angoscia, finalmente Margherita Parolin torna a vivere quando l'immigrato irregolare viene portato dalla questura al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Oggi è il mio primo giorno di vita, sono molto felice, sono liberata da questa ossessione. Margherita Parolin sorrideva, ma non era finita. Questo fine settimana l'immigrato inaspettatamente ricompare in città. A quanto pare avrebbe un certificato medico da cui risulterebbe che soffrirebbe di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. Per Margherita Parolin è uno shock e decide di chiudere. Questo è una vergogna. Io voglio protestare. Oggi ho deciso di chiudere il negozio perché ho paura, ma non solo per questo, perché voglio mandare un segnale molto chiaro. Le leggi oggi, la società è cambiata, l'immigrazione è cambiata. Stiamo vivendo un momento epocale completamente diverso dagli anni passati e quindi chiedo che ci siano delle leggi molto chiare, precise e severe. Se sei un delinquente che ruba, spaccia o se sei aggressivo e violento, deve esserci una legge fuori subito, te ne vai subito. Deve esserci una legge per tutelare i cittadini, lo dice chiaro e tondo Margherita Parolin. Sullo sbandato oggi pende comunque un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. A quel punto, se sarà ancora in Italia, l'iter per rimpatriarlo potrà riprendere. Certo, un sistema del genere scarica tutti i problemi sulla città e sui cittadini. Resta la protesta, resta un biglietto sulla vetrina, segno dei tempi, che avverte chiuso per paura. E su questo tema i vicentini sono sorpresi e indignati, e dalla parte della titolare aggredita. Ha ragione, è il commento più frequente tra le persone intervistate da Daniele Garbin. Penso che abbia ragione, perché ormai tutti pensiamo che la città è diventata difficile. Non è facile per nessuno, specialmente per i negozianti. La città non è più la città di una volta, sinceramente. Sì. Rabbia questo? Beh certo, perché Vicenza comunque è una bella città. È una città che si viveva bene, a misura d'uomo, era carina e adesso... Che ha ragione, perfettamente ragione, quindi ci dovrebbe essere sicuramente delle situazioni tali per cui il negoziante, poveretto, deve svolgere il suo lavoro onestamente, con sacrificio e in sicurezza, assolutamente. Sì, è vero, non ho mai sentito un negozio chiudere per questo motivo qua. Che segnale è secondo lei? Non so, magari ci vorrebbe un po' più di sicurezza, non saprei. Sì, ho sentito, ma non ho tanto... Cosa ne pensa di questa cosa? Beh, che è un po' diffusa questa violenza che c'è in giro, purtroppo. È un segnale preoccupante? Direi di sì, però penso che non sia problema solo della nostra città, ma è un problema generalizzato. Mi dispiace molto, naturalmente, certo. Non sarebbe la soluzione giusta, ecco. Sì, ha ragione, nel senso chiudere il posto
persone che straniere che vengono qua a fare le cose che non vanno bene, persone che hanno fatto tante aggressioni, neanche il suo paese lo vuole, anche qua deve pagare per quello, andare in galera, perché sennò lui è in giro, può fare anche altre cose molto peggio di questo e allora deve fare colpevole e pagare tutto quello che ha fatto. Mi manderei a casa tutti. Che segnale è questo per lei? Preoccupante? Ma amico, da fare con quella gente lì veramente, anche sul lavoro, è una roba che... Ha perfettamente ragione, non c'è niente da discutere, assolutamente. Non vogliamo i ladri qua. Non hanno niente da perdere, non vi interessa niente, tanto loro sanno che le carceri sono strapiene, va bene, se non commettono un grave reato non li mettono dentro, sono fuori che camminano in giro. Ecco, mi correggo perché avevamo durante l'intervista, anzi al termine dell'intervista, Luca Zaia ha detto che nel frattempo era uscita questa notizia, la Lega sta per presentare un emendamento per diciamo, consentire il terzo mandato ai governatori, e avevo detto che Zaia non aveva risposto a questa domanda, non gli era stata fatta. In realtà gli è stata fatta, ci suggerisce Filippo Fois, il nostro collega, che però ha visto questa risposta di Zaia, non ne so nulla, quindi al momento non c'è un vero commento da parte del governatore Zaia. Adesso andiamo in spiaggia a Caorle perché ignoti hanno distrutto ombrelloni e picchetti, danneggiando anche i lettini sulle spiagge di Levante e Ponente. A Caorle, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, le spiagge di Levante e Ponente sono state teatro di atti vandalici. Quando siamo arrivati in spiaggia a inizio servizio alle 6:30, abbiamo trovato una situazione incresciosa. La parte destra del comparto verso la zona della Madonnina era praticamente tutta sottosopra, con lettini divelti, ombrelloni buttati a caso, un macello, piatti tolti. Veramente un casino, tanto da dover, considera che noi qua su questo comparto qua, che ci sono circa 500 ombrelloni, siamo in 3, tanto da dover chiamare i ragazzi che sono sugli altri comparti a venire a darci una mano per ripristinare il prima possibile, per dar servizio alle 8. Abbiamo avvisato la nostra società di riferimento, che già per quanto sappiamo ha avvisato, è sempre in contatto con i vigili e i carabinieri di Caorle, e che quindi credo sappiano del problema che inizia a riproporsi. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato duramente l'accaduto definendolo vergognoso. Ha chiesto inoltre un intervento più incisivo delle forze dell'ordine, sottolineando che non si tratti di semplici vandalismi, ma di azioni che mettono a rischio il lavoro di molti imprenditori dell'arenile. I maggiori controlli sono auspicabili, anche se credo che comunque, per la conformazione che ha la spiaggia di Caorle, che è tutta aperta, non so se risolverebbe definitivamente il problema. Forse, questa però è solo una mia idea, andrebbe proprio chiusa alla sera. 13:18, ancora un po' meno di un quarto d'ora da trascorrere insieme, breve pausa, torniamo subito. Bentornati a Focus TG, ultima parte da trascorrere insieme. La cronaca che ci porta ad Abano Terme con i banditi in azione. È stata fatta saltare in aria la colonnina self-service di un distributore di carburante. Il boato nel cuore della notte, alle 2:30, i ladri hanno fatto saltare in aria la colonnina del self-service del distributore Tamoe di Via dei Colli ad Abano Terme. L'esplosione è stata udita da alcuni residenti che hanno dato l'allarme. La colonnina del distributore è stata fatta saltare in aria, i grossi pezzi di metallo sono finiti come schegge contro la vetrina, provocando danni ingenti. L'impianto è stato chiuso e lo rimarrà anche nei prossimi giorni per sistemare le pompe di benzina. I ladri sono scappati con il bottino, qualche migliaia di euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La politica, adesso parliamo di elezioni regionali, perché nei prossimi giorni i partiti dell'alleanza di centrosinistra si pronunceranno sul nome di Giovanni Manildo, che è stato proposto dal Partito Democratico come candidato alla presidenza della regione. Proposto a seguito delle relazioni avute con gli altri partiti del centrosinistra la candidatura di Giovanni Manildo,
l'ex sindaco di Treviso, un profilo particolarmente significativo che può tenere insieme l'intera alleanza di centrosinistra, prendola anche a forze civiche. Giovanni Manildo è il candidato che può mettere d'accordo tutte le anime dell'alleanza di centrosinistra. Con questa premessa il PD ha proposto il nome dell'ex sindaco di Treviso per la candidatura alla presidenza della Regione Veneto, votato dal 90% dei presenti venerdì sera alla riunione della direzione generale del partito. Una figura che possa svolgere un ruolo di federatore, che possa tenere insieme tutte le forze politiche e civiche, da cui vittoria è stata molto importante nel 2013, quando Manildo riuscì a sconfiggere l'allora sindaco di Treviso Gentilini, che era il simbolo anche della Lega. Quindi noi pensiamo che Manildo, per le sue caratteristiche, per la sua storia professionale, per la sua storia politica, possa svolgere questo ruolo. Prima però dell'ufficializzazione e dell'avvio vero e proprio della campagna elettorale è necessario un ulteriore passaggio. Per concretizzarsi avrà bisogno dell'adesione delle altre forze politiche che si dovrebbero esprimere a breve, affinché poi, se tutto andrà a buon fine, si possa concretizzare unitariamente questa candidatura. Il tutto dovrebbe concludersi in tempi molto brevi. Gli altri del centro-sinistra in parte si sono già espresse e in parte si esprimeranno nelle prossime giornate, per poi arrivare quindi a riunire l'intera coalizione e a verificare se l'esito sarà questo che io sto dicendo. Quella che si presenterà alle urne sarà una coalizione di centro-sinistra che vedrà insieme diverse forze politiche, dal PD al Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verdi-Sinistra, ma anche molte forze civiche. Ci si presenterà con una coalizione ampia, con una coalizione che non si è mai vista nella storia recente del Veneto. Ora andiamo a Bassano del Grappa, perché è passato un anno dal ballottaggio che ha portato all'elezione di Nicola Finco come sindaco, e così abbiamo chiesto ai bassanesi un parere. È passato un anno dall'elezione del sindaco. Sì. Cosa le pare? Che le strade fanno schifo, ma proprio schifo, e i marciapiedi in cui sono costretta ad andare ancora di più. Quindi questa è la sua prima esigenza e richiesta? Sì. Io seguo tutte le sere Rete Veneta, perché abito qui nel Palazzo dei Ferrari, e mi sembra una persona in gamba, è uno che sa il fatto suo, ho fiducia in lui. Ho parlato anche l'altro giorno che era lì seduto con Viero. Tutto qui. Quindi adesso nei prossimi 4 anni secondo lei che priorità dovrà avere? Ma ci sono un mucchio di cose, sento il ponte qua e là, ma una cosa importante, le baby gang. Io ho lavorato 8 anni a Padova e in certi posti non si poteva andare vicino alla stazione qua là. E adesso a dover essere preoccupato di non andare a bere un caffè perché c'è l'inconveniente, l'imprevisto del baby gang, dà un po' fastidio. Speriamo che Nicola Finco sistemi tutto quanto. Ma a me sembra abbastanza bene, non ho particolari... No. Lamentele no, assolutamente. Bene direi che Bassano, oltretutto con il ponte abbiamo un turismo meraviglioso e grande, si è riqualificata enormemente, direi che si vive bene per ora a Bassano, per ora si vive bene. Speriamo che si continui al meglio insomma per Bassano, perché insomma c'è bisogno di tante cose, ci sono bisogno di tante cose. A cominciare da? Ma insomma anche la sicurezza sicuramente è un punto importante, ma anche di giorno e non solo la sera. Speriamo insomma che si continui e si faccia per il meglio, ecco. Secondo lei è una cosa buona che è stata fatta e una cosa da fare? A me sembra che manchi un po' di cultura all'Astra, spero che lo mettino a posto perché è una cosa importante. Teatro Astra. Ci tocca andare a teatro a Vicenza, a Verona in giro, qui è un vero peccato che non ci sia una cosa del genere qui a Bassano, con tutti i turisti poi che adesso affluiscono. E poi, non so, la città un po' più sicura anche lei è un negozio e bisogna sempre chiamare il carabiniere o qualcuno che venga a controllare perché ci sono schiamazzi, carte oppure anche persone poco ubriachi che sostano, diciamo, davanti ai negozi.
A Padova è il secondo giorno di chiusura del ponte su via Ariosto dopo la giornata di caos. La situazione è migliorata, l'appello del comune, lavori necessari, studiate percorsi alternativi. L'invito è quello di prestare attenzione alla segnaletica, se è un percorso abituale organizzare percorsi alternativi in modo tale da caricare meno quel nodo dove assolutamente dobbiamo lavorare. Noi centreremo con il cantiere il periodo di minor traffico. Pendolari pronti, invito raccolto. Dopo il lunedì nero di paralisi causato dalla chiusura del ponte su via Ariosto, migliorata la situazione con disagi inevitabili e code che non hanno raggiunto però le punte di una giornata davvero da dimenticare. Riepilogando, dopo il via di lunedì i lavori necessari per la stabilità e la sicurezza dei due ponti datati anni 50 in un tratto cruciale della circonvallazione interna di Padova dureranno sul 1° fino al 24 luglio per poi spostarsi al secondo ponte, quello su canale Roncaiette, fino al 16 agosto. Nel frattempo si parte anche con nuove chiusure per il tram su via San Marco. Un'estate intensa di cantieri che, precisa il comune, sarà l'ultima. È l'ultima estate, come dire, di intensità di lavori. Molti mi chiedono ma come mai i lavori vengono fatti tutti nello stesso periodo, nello stesso arco temporaneo, tutto in questi anni? Perché sono tutti lavori finanziati con il PNRR. Il PNRR impone scadenze dei cantieri del 2026 e con il comune su questo fronte sono impegnati anche altri enti che gestiscono vari servizi, dal gas all'acqua. Ci sono in questa fase di lavoro disagi inevitabili che noi affrontiamo metro per metro con l'obiettivo di ridurli il più possibile. Stiamo lavorando per una città però che si sta rinnovando. Padova è la città che nel Veneto sta correndo di più da questo punto di vista e quindi godranno i padovani anche del maggior beneficio in termini di trasformazione. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Focus TG. Vi ricordo prima di salutarci l'appuntamento di questa sera con Focus alle 21:15. Gli ospiti saranno Marcello Urbano, Paolo Bonafè, Sonia Brescacin, Francesca Bressanin, Luigi Calesso, Maurizio Conte, Denis Frison, Leonardo Padrin e Antonella Tocchetto. È tutto davvero, grazie per essere stati con noi, buon pranzo e buon pomeriggio.